Assessore Roberti, dal 7 al 9 settembre è l'incontro italo-austriaco della pace, un evento a cui la Regione attribuisce particolare importanza e che lei ha seguito fin dall'inizio. Sì, è un evento che ha particolare importanza, la sua 27esima edizione, ma è la prima volta a Trieste, una città che un po' rappresenta uno dei simboli della Grande Guerra, della carneficina che è stata la Grande Guerra e della divisione che ha rappresentato la Grande Guerra. Dopo 100 anni è giusto riportare questo tipo di iniziativa a Trieste in modo da sancire ancora una volta l'amicizia tra due popoli che fortunatamente convivono pacificamente da dopo la Seconda Guerra Mondiale, purtroppo. Riportare qua questo evento significa da un lato commemorare le vittime da ambo le parti, dall'altro riportare al centro Trieste in modo che si possa parlare ancora una volta di questo territorio in un modo positivo e propositivo, rappresentando quell'identità multiculturale, multietnica che Trieste ha sempre rappresentato. Oltretutto questo porterà anche una visibilità incredibile a questo territorio. Abbiamo saputo che anche delle troupe arriveranno dal Giappone per raccontare questo tipo di incontro. Avremo degli incontri a Trieste, in particolare sabato mattina, di una rappresentanza del governo austriaco, di una rappresentanza del governo italiano, che qui si potranno incontrare ancora di più. Quindi uniremo, come dicevo, celebrazioni da una parte, ma anche una grande operazione di pubblicità di questo territorio. Massimiliano Lakota, presidente dell'Unione degli Istriani, in prima fila nell'organizzazione di questo incontro della pace italo-austriaco, che vedrà la presenza di personalità molto importanti. Sì, l'invito che abbiamo promosso relativamente a questa manifestazione, che ha una certa importanza, ha avuto dei buoni riscontri. Avremo la presenza di due ministri, il ministro della difesa austriaco Mario Kunasek, che viene appunto il sabato per la parte più importante di queste cerimonie, ovvero l'omaggio ai caduti, a tutti i caduti della Grande Guerra, e poi da parte italiana il ministro della famiglia Lorenzo Fontana. Ci saranno anche altre personalità, membri del corpo diplomatico di diverse ambasciate di Roma, moltissimi esponenti della cultura, dall'Austria, dalla Repubblica Ceca, dalla Polonia, dalla Germania, e naturalmente anche membri di famiglie notabili, ad esempio anche la famiglia Asburgo-Lorena, che sarà presente con diversi membri. E poi naturalmente le comunità locali, le famiglie istriane. Dobbiamo ricordare tutti i caduti con questa manifestazione, e questo è l'intento che naturalmente ci promettiamo di esaurire.